Buongiorno ai nostri ascoltatori, la conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. Il tema di cui parleremo è educare alla vita. Lo faremo con la Presidente del Centro di Aiuto alla Vita, la signora Maria Tudek-Henke, e ricordo che questa è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre la donna a interrompere la sua gravidanza. Signora Maria, buongiorno e benvenuta e ci dica perché questo titolo, Educare alla vita? Ecco, intanto buongiorno a tutti, direi anche buon anno perché è passato già un po' di tempo, ma insomma ce n'è ancora parecchio da passare, quindi ci possiamo anche scambiare ancora auguri. Comunque, perché questo titolo? È vero, in effetti, come ha accennato poco fa, la nostra mission, diciamo, è quella proprio di stare accanto alle donne, alle coppie, quando c'è qualche difficoltà all'arrivo di un bambino, proprio perché questo bambino trovi accoglienza. Però ci siamo accorti, e ormai siamo sul campo da oltre 45 anni, quindi la strada è lunga e anche le esperienze sono aumentate molto, ci siamo accorti che non è sufficiente dare una risposta all'immediato, cioè quando il problema c'è cerchiamo di porre un riparo, una risposta positiva, eccetera. C'è bisogno, secondo noi, anche di andare a monte, cioè di creare le premesse perché queste situazioni di emergenza non si verifichino. E quindi è chiaro che un'attenzione che dobbiamo assolutamente avere è nella educazione, nella formazione delle nuove generazioni. Quindi educare alla vita per noi significa proprio cercare di fare prevenzione, e cioè far sì che l'emergenza di fronte a una gravidanza imprevista non esista, perché esiste responsabilità, consapevolezza e quindi una scelta che normalmente non dovrebbe avere o portare problemi. È chiaro che poi nella realtà della vita ci può capitare l'imprevisto in qualsiasi caso, quindi comunque ci sarà sempre bisogno anche di chi dà una mano nell'emergenza. Però secondo noi non si può prescindere dal fare anche un'opera educativa e di prevenzione. E quale tipo di formazione pensate possa essere utile? Beh, guardi, noi sentiamo tante volte tanti aspetti di non rispetto della vita che richiedono, che ci chiamano, diciamo, all'attenzione, dicono bisogna parlare con i giovani, bisogna entrare nelle scuole, c'è il bullismo, ci sono i femminicidi, eccetera. C'è alla base però di tutte queste situazioni un unico discorso che secondo noi è quello sul quale bisogna puntare, e cioè il rispetto della vita, della propria e di quella degli altri, il rispetto e la dignità di ogni essere umano che si può trovare in situazioni anche di debolezza, e la debolezza più grande forse è proprio quella del concepito che neanche si vede. Ecco, però se noi riusciamo a far capire che questo discorso di dignità dell'essere umano vale in tutte le situazioni, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal sesso, eccetera, allora diciamo che non ci dovrebbero più essere né bullismi, né femminicidi, né aborti. Perché? Perché la consapevolezza del rispetto dell'altro dovrebbe far vedere che è necessario trovare delle soluzioni perché non ci sia un'aggressione, cosa che avviene abitualmente in queste situazioni. E quindi sì, secondo me, ecco, questo discorso di trattare gli argomenti tutti uno separato dall'altro forse non è molto positivo, insomma. Ecco, noi pensiamo proprio, e poi dopo evidentemente le modalità con cui questo tipo di educazione va fatta deve tener conto delle diverse età, delle diverse ambienti in cui si può svolgere, però la base di tutto è, primo, ognuno vale, secondo, questo ognuno è dal concepimento alla morte naturale. E quindi
avete forse dei progetti, qualche iniziativa formativa proprio rivolte ai bambini, ai ragazzi, ai giovani? Sì, diciamo che negli anni abbiamo fatto varie riflessioni e un'iniziativa che, mi spiace dirlo, quest'anno purtroppo non riusciamo a realizzare, ma era molto conosciuta, è il Cantabimba, che per oltre 20 anni, 24 anche, ha consentito di richiamare l'attenzione su questi aspetti proprio ai bambini più piccoli, cioè dalla scuola dell'infanzia alle scuole primarie, proprio perché come impariamo certe cose da piccolissimi a lavarsi i denti, a lavarsi le mani, eccetera, anche questo discorso del rispetto di se stesso e dell'altro dovrebbe diventare un'acquisizione precocissima, e quindi questo tipo di iniziativa, che consisteva appunto nel portarci il lavoro fatto su questo argomento in forma di musica e quindi una festa della vita, quest'anno abbiamo avuto poche adesioni e quindi non la possiamo svolgere, però riteniamo che non possiamo abbandonare questo campo, ecco, quindi bisognerà pensare come o riproporre o trovare altre modalità, ma siamo convinti che bisogna cominciare dai piccolissimi. E per i più grandi c'è qualche altra iniziativa, magari per i giovani adolescenti o... Certo, diciamo che delle iniziative molto interessanti sono per i ragazzi delle scuole superiori, e in particolare diciamo ce n'è una che è promossa dal Movimento per la Vita Italiano, che ha anche una storia lunghissima alle spalle, perché è la 39esima edizione di un premio internazionale, si chiama Premio Internazionale intestato a Solinas, che era un giovane purtroppo deceduto presto, e questo premio mira a far riflettere i ragazzi su tematiche di dimensione europea, proprio perché siamo cittadini europei, insomma, questo ormai credo che l'abbiamo acquisito, e vediamo che però anche l'Europa non è che non abbia qualche difficoltà, qualche problema, e ogni anno, diciamo, per presentare questo premio, che poi consiste nello svolgere o un tema o un elaborato grafico o un multimediale, e approfondendo appunto l'argomento che viene sottoposto all'attenzione. Quest'anno il titolo è intrigante, direi, perché dice: rifare l'Europa, un gioco da ragazzi. Se pensiamo, in realtà sono proprio i ragazzi che saranno i futuri cittadini europei, e quindi che Europa vogliono? L'Europa che si occupa solo di economia, di armi magari, oppure un'Europa in cui, come dice d'altra parte il primo articolo degli atti che hanno portato a questi accordi, che mira alla dignità della persona, e quindi chi è questa persona che ha dignità? Ecco, tutti questi sono argomenti che credo possono affascinare i giovani, E aiutarli a riflettere anche su questi esatto, temi riflettere importantissimi. e cercare di sentire che possono essere anche protagonisti, perché poi chi vincerà questo premio avrà la possibilità di andare a Strasburgo, cosa che succederà adesso in questo periodo proprio per una vincitrice del concorso dello scorso anno, che invece aveva un titolo completamente diverso: Famiglia, parola d'ordine del futuro. Quindi vedete che sempre facendo riflettere i ragazzi su temi di grande attualità c'è la possibilità di fare un'educazione alla vita informativa. Forse ho sentito parlare di un progetto Aiutare ti porta lontano. Riesci a dire due parole prima di chiudere? Due parole velocissime, perché ci sarebbe tanto da dire. Volontariato. Noi pensiamo che una forma di educazione dei giovani molto importante è il volontariato, e in particolare, nel caso nostro, il volontariato per la vita. Andate sul sito di Tessere la Vita, di Tessere la Rete, scusate, e troverete la proposta che viene fatta ai ragazzi. Grazie anche ai nostri ascoltatori, e a risentirci. A presto.